Con vivo piacere il Centro di Bioetica ha organizzato questo incontro per ricordare Monsignor Giuseppe Di Marco, che fu sicuramente uno dei sacerdoti più in vista, più eloquenti nella nostra diocesi di Agrigento. Basta pensare che il giovane sacerdote, il vescovo Monsignor Peruzzo, gli diede l'incarico di essere rettore del seminario di Agrigento. Successivamente il nuovo vescovo Monsignor Petralia diede l'incarico proprio a Monsignor Di Marco di portare a compimento il primo consiglio pastorale della diocesi, che fu un consiglio pastorale ad experimentum. Era la prima volta che si parlava di una partecipazione diretta anche del laicato nella organizzazione e nella vita ecclesiale. Successivamente Monsignor Di Marco fu l'anima che seppe mediare tra il clero anziano e il clero giovane negli anni 70, perché fu il periodo più difficile del dopo concilio, ma lui, sacerdote prudente e attento, riuscì in questa impresa. Docente presso lo studio teologico di Agrigento, formò tanti giovani sacerdoti, formò anche tanti futuri laici impegnati nelle scuole proprio perché insegnava nello studio teologico. Dire Monsignor Di Marco anche vuol dire, se non soprattutto, che fu l'anima della comunità cristiana nel mondo. La comunità cristiana nel mondo fu, il gioiello dell'apostolato di Monsignor Di Marco, perché lui voleva dei cristiani che nel mondo fossero capaci di evangelizzare secondo lo spirito del Concilio Vaticano II. E vedremo infatti la comunità cristiana nel mondo diffondersi in tanti comuni, sia della Sicilia sia dell'Italia, e ovviamente il gioiello è la missione di Ipogolo, dove attualmente operano dei missionari, delle missionarie che stanno facendo molto bene. Dunque era un atto, dovuto ricordare Monsignor Giuseppe Di Marco, appunto nella sua città nativa, che è Cammarata.